A Siracusa, nel siracusano, anzi grazie a siracusaoggi.it, Melilli è emergenza idrica, cittadina senza acqua per un furto di cavi di rame. A causa del furto di un cavo lungo ben 800 metri che alimenta i motori dei pozzi ubicati in località Pizzaratti, i rubinetti di abitazioni ed esercizi commerciali sono rimasti ieri a secco. Il comune si è subito attivato chiedendo all'Enel di porre rimedio alla situazione riallacciando la corrente. In attesa dell'Enel verranno montati dei motogruppi generatori di corrente a scoppio. Invito la cittadinanza a restare tranquilla perché l'ufficio tecnico comunale, ha detto il sindaco Pippo Cannata, si è già attivato in base a quanto previsto dalla legge. Sono state attivate le procedure di emergenza presso la prefettura e stiamo valutando la possibilità di montare i motogruppi per arginare il problema in attesa di superarlo definitivamente. Entro poco tempo la situazione tornerà alla normalità. Terremo comunque costantemente aggiornata la cittadinanza.